Sì. Bene, buongiorno a tutti, mi dicono che possiamo iniziare. Veramente un benvenuto a tutti, vedo anche tanti amici che da qualche tempo non vedevo ed è un piacere accogliervi qui a Palazzo Ferrofini. Un saluto particolare anche a chi ci segue da casa sia in diretta come chi potrà vederci in differita nella registrazione streaming. Un ringraziamento a Francesco Cassandro, giornalista, autore del volume Luigi Gui, il ministro della scuola media gratuita e per tutti, che oggi presentiamo, al senatore Paolo Giaretta, già sindaco di Padova, nonché al professor Benedetto Gui, figlio di Luigi Gui. Spetterà loro parlare non tanto e non solo di questo libro, quanto di una figura straordinaria della politica veneta e italiana, protagonista di una svolta epocale, appunto l'avvio e il consolidamento della scuola media gratuita. Io mi permetto di lanciare un brevissimo video come prologo del nostro evento odierno. Prego la regia di farlo partire, prego. Ricordo anzitutto l'atmosfera generale che prevaleva nella Costituente, ed era l'atmosfera da una parte della depressione frutto della guerra, delle distruzioni, del fascismo, dall'altra parte la forte volontà di ricostruzione del paese, lo spirito unitario che ha animato i costituenti. È questo spirito unitario che bisogna ricreare contro il frazionismo, contro l'individualismo, contro il partitismo eccessivo. Questo lo devono fare i partiti che hanno la consapevolezza e gli italiani premendo sui loro rappresentanti. Bene, grazie. Sintetizzare in poche parole la figura di Luigi Gui è impossibile. Io mi limiterò, nel mio saluto, a trattare alcuni passaggi soffermandomi sul tema della riforma scolastica. Non ho la pretesa di essere esaustivo, anzi. Il dibattito sull'istituzione della scuola media dell'obbligo fu lungo e complesso. Pensiamo alle prese di posizione già nel 1945 del filosofo e partigiano Giulio Preti sul Politecnico, mentre Concetto Marchesi nello stesso anno su Rinascita proponeva per primo a nome del PC la creazione della scuola media unica obbligatoria. L'idea di Marchesi era di realizzare una scuola aperta a chiunque abbia la possibilità di intendere e di apprendere. Una scuola di massa che accolga anche i figli della classe generale, la classe operaia alleata con la classe contadina. Il rettore dell'Università Patavina spiegava, cito testualmente, «È l'ora che i portici delle università sentano passi ancora ignoti, quelli dei più meritevoli figli del popolo lavoratore». Mi dilungo su Marchesi non solo per la coincidenza tutta padovana di due padri costituenti, l'uno rettore universitario, l'altro espressione del cattolicesimo democratico veneto, ma anche perché in giorni in cui si discute molto nella politica italiana di uso di lingua, è giusto ricordare che Palmiro Togliatti chiese al presidente Terracini di sospendere per un paio di settimane l'approvazione della Costituzione per dar modo appunto a Marchesi di procedere a una revisione finale sotto il profilo della pulizia linguistica e della coerenza sintattica e stilistica del testo della nostra Carta. Altri tempi. Il mondo cattolico non fu estraneo al dibattito sulla scuola, sebbene fosse più preoccupato in quella fase storica della necessità di assicurare e garantire la libertà di insegnamento, e così non sorprende vedere che il tema della formazione scolastica entrò appunto nell'Assemblea Costituente, dove laici e cattolici posero il problema della riforma globale della scuola con le voci, tra l'altro, di Aldo Moro, al quale appunto Gui fu sempre legato fino a trovare un compromesso alto negli articoli 33 e 34 della Costituzione, che riconoscono sia il primato della scuola pubblica, sia il principio della libertà di insegnamento e il diritto di libertà di scelta dei cittadini. Luigi Gui, padre costituente, non fu estraneo a questo dibattito
e seguì con interesse anche le diverse opinioni che giunsero a dividere lo stesso PC sull'uso del latino, con la contrapposizione anche molto forte tra Marchesi e Lucio Lombardo Radice, un giovanissimo Alessandro Natta, nonché ancora Giulio Preti. Il dibattito che investì anche il mondo cattolico, peraltro. Oggi a noi quelle polemiche sfuggono, ma ebbero un significato e una valenza non marginale nell'Italia della ricostruzione, che stava entrando in una nuova dimensione sociale ed economica e che sentiva forte la tradizione umanistica, nel contempo la necessità di aprire la formazione alle materie tecniche per dare risposte alla domanda del mercato di lavoro. Già sul finire degli anni 50, non solo in Italia si affaccia un nuovo mondo sintetizzato in maniera fulminante a proposito di scuola da Gianni Rodari, per il quale tutto è cambiato, dobbiamo iniziare a scrivere e a pensare per i bambini di oggi astronauti di domani. Nel mondo che cambia c'è una nuova prospettiva di dialogo che vede i suoi primi passi proprio qui in Veneto nel 1957 con il congresso del PSI di Pietro Nenni, accolto dal saluto dell'allora cardinale Roncalli, che sottolineava lo sforzo di riuscire ad un sistema di matura comprensione di ciò che più vale, presupposto necessario per l'avvio del dialogo tra socialisti e democristiani, un dialogo che sfocerà nel governo di centrosinistra, che vide come primo atto, oltre alla nazionalizzazione dell'energia, proprio la riforma della scuola media unificata, portata in aula sul finire del 1962 dal ministro Gui, e con la collaborazione di un'altra figura, liberal socialista, Tristano Codignola, non a caso allievo di Pietro Calamandrei. Codignola come Gui uscivano dall'esperienza della Resistenza, entrambi padri costituenti, credevano nel cambiamento, credevano nel ruolo della scuola per la formazione dei cittadini, e proprio il ministro Gui, a lungo capo del Ministero in via del Trastevere, inaugurò questa stagione incredibile di ammodernamento del Paese. Stagione che sarebbe seguita nel 1970 con l'approvazione dello Statuto dei lavoratori, l'introduzione delle regioni e poi ancora negli anni 70 con la riforma del diritto di famiglia fino alla nascita del sistema sanitario nazionale. Anche questo processo guidato da un ministro veneto, Tina Anselmi. Un ministro padovano vara la scuola media dell'obbligo gratuita per tutti. Un ministro trevigiano inaugura la nuova sanità per tutti. Due straordinarie conquiste sociali che hanno trasformato la qualità della vita degli italiani. Cultura e salute diventano un patrimonio inestimabile, accessibile a tutti. Tra tutte le riforme varate, quella della scuola media unificata con l'obbligo di frequenza fino ai 14 anni di età fu quella che ebbe l'impatto sociale di maggior rilevanza immediatamente percepita, permettendo un'autentica rivoluzione democratica. Sbaglia chi vede in questa straordinaria stagione l'inizio del declino della formazione culturale degli italiani. La divaricazione tra istruzione e cultura non è avvenuta per colpa di una riforma che nel volgere di una decina d'anni riuscì a trasformare il Paese, portando sui banchi di scuola bambini e ragazzi che altrimenti già ad 11 anni sarebbero finiti a lavorare, né più né meno di quanto accadeva nel Medioevo. Casomai i germi del male che ha colpito il sistema italiano vanno ricercati nell'ossessione, per dirla alla Luca Ricolfi, di aumentare i livelli di istruzione formale della popolazione, aumento che si è ottenuto abbassando l'asticella delle difficoltà da superare, fino a giungere a un livello impressionante di cittadini formalmente istruiti, ma sostanzialmente, se non incolti, culturalmente deboli. Di ciò non va accusato di certo il senatore Luigi Gui. La sua scuola media era una scuola media che formava, una scuola media che aveva trovato un compromesso anche sullo studio del latino, ma che trasmetteva agli studenti, indipendentemente dalla strada che avrebbero poi preso negli istituti tecnici, nei licei, come nelle scuole professionali, nei luoghi di lavoro, un patrimonio e una sensibilità culturale non marginale. Luigi Gui, Tristano Codignola, con la loro riforma, che
che riforma e GUI con la guida del Ministero appunto della Pubblica Amministrazione in anni veramente complessi, furono in grado di dare concretezza al dettato costituzionale e non solo per quanto riguarda la scuola. La nascita delle regioni deve molto a uomini come il senatore Gui, che avevano compreso come l'istituto regionale, già previsto dalla Costituzione, poteva essere un'altra e alta chiave di volta nella modernizzazione del Paese. Concludo. Il centro-sinistra nacque affrontando la nazionalizzazione dell'energia elettrica con la creazione della scuola media unificata obbligatoria e gratuita. Credo sia legittimo trarre paralleli con il nostro presente in cui parliamo di transizione energetica, ma anche di scuola e perché no di autonomia delle regioni. Ecco perché il libro che andiamo a presentare è importante, perché nella vita e nell'esperienza, appunto dall'esperienza di uomini come Luigi Gui, abbiamo tutti molto da riflettere per guardare al nostro difficilissimo presente. Mi fermo qui, lascio la parola a Cassandro, che sarà sicuramente animatore e moderatore di questa giornata. Ringrazio anche Francesco Gui per essere fra noi, fra appunto i relatori, e veramente complimenti per la pubblicazione. Buon lavoro. Grazie. Funziona? Si sente? Sì? No. Ringrazio il Presidente Ciampetti, gli faccio anche gli auguri perché da pochi minuti, da qualche ora, è stato riconfermato Presidente per la seconda parte della legislatura. E un saluto, un augurio a lei, a tutto l'ufficio di Presidenza rinnovato, e un grazie a quanti hanno permesso questo incontro, dall'ufficio di relazioni esterne ai colleghi dell'ufficio stampa, a quanti nei vari settori hanno dato la possibilità di essere qui noi oggi. Vi porto anche il saluto dell'editore, di Giacinto Bevilacqua, che purtroppo ha dei problemi di carattere familiare, come hanno alcuni problemi altri due autori di questi libri, cioè Tino Bedin e Dino Scantamburlo, che hanno delle difficoltà, dei problemi di salute. E ringrazio i consiglieri regionali presenti, il direttore e il segretario generale Roberto Valente per la sua sensibilità nell'accettare e nel portare avanti questo tipo di iniziativa. Se permettete, saluto anche il predecessore di Ciampetti che ci ha dato una mano a questa organizzazione, Clodovaldo Rufato, che conoscete tutti quanti. Ecco, come nasce? Brevemente vi do un po' la scaletina di questo incontro. Io mi fermerò soltanto agli aspetti inerenti all'intervista che pubblica il libro, poi Paolo Giaretta darà un po' un contesto di carattere politico-storico, anche se il Presidente Ciampetti ci ha dato già molti motivi di riflessione. Poi ho i due dei tre figli di Luigi Gui, Benedetto e Francesco, che ringrazio per la loro presenza e anche per il loro contributo che daranno. Ecco, questo libro nasce lontano, nasce la parte dell'intervista 50 anni fa, la pubblicò nel 94 l'edizione La Gregoriana di Padova, con alcune copie, con una bellissima poi introduzione di Corrado Belci, che era un giornalista, tra l'altro è stato direttore triestino, direttore del Popolo, direttore Stato della Discussione, era un amico personale della famiglia Gui, tanto è vero che poi anche partecipò alla Gregoriana, era presente quel maledetto giorno della Camera sul caso Lockheed, vicino a lui e a Tina Anselmi. Ecco. Nacque da lì, la Gregoriana fece un po' di copie, andarono presto esaurite, e negli ultimi anni
Avevo degli amici che mi chiedevano se potevo dare una copia, non ne avevo soltanto una per me, per cui mi è maturato lentamente l'idea di ripubblicare quell'intervista. Chiesi a Paolo Giaretta, che conosce bene queste cose, è anche molto sensibile, cosa pensava di questa idea, e lui sciaguratamente mi disse che era buona, che andava bene, io anzi che facevo un'opera buona, io che sono molto mi inorgosì, e quindi cominciai a pensarci. Addirittura, oltre che a darmi consenso, accettò anche la mia idea di dare un contributo scritto che rappresenta uno degli aspetti più importanti di questo libro. Poi, visto che l'appetito viene mangiando, sentii anche Tino Bedin, che era stato, oltre che vice direttore della Difesa del Popolo per un lungo periodo. Difesa del Popolo, ricordo che il papà di Luigi Gui era un tipografo della Difesa del Popolo, anzi nel libro ricorda un episodio di una mattina che andando a scuola trovò tutti i caratteri della difesa, della tipografia della difesa sparsi per la strada, e quindi ho un ricordo vivido di quello. Comunque Tino Bedin, da un versante diciamo anche così cattolico dei rapporti che aveva Gui con la diocesi. E quindi accettavo volentieri. Mi pareva anche opportuno, per la verità, anche sentire le ricadute di Luigi Gui nella provincia di Padova. Lui è stato un parlamentare, un senatore molto presente sul territorio. Partecipava a incontri, a inaugurazioni, incontrava sindaci, quindi era un tipo di politico che purtroppo si è un po' perso questa memoria, questo rapporto con il territorio. E pensai a Dino Scantabullo, che oltre che senatore è stato anche sindaco per parecchi anni di Campo San Piero, e quindi anche lui portò questa riflessione. A questo punto, in maniera ingorda, pensai, ma ci sono tante voci, però non c'è la voce della famiglia, e sentii Benedetto. Ecco, Benedetto, non so, le cose capitano così. Perché Benedetto dice, sai che con i miei fratelli stiamo pensando di fare qualche evento per i 60 anni dell'introduzione della scuola media d'obbligo. E ho detto, bene, quindi ci siamo, se volete partecipare. Quindi casualmente abbiamo cambiato anche il titolo. Il titolo originale del libro di 30 anni fa si chiamava Luigi Gui, il coraggio della politica. In onore di questa scadenza l'abbiamo chiamato il ministro della scuola media gratuita per tutti. Brevemente vi do un po' la genesi di questa iniziativa. Il primo incontro che io ho avuto con Luigi Gui è stato nel 1973, confondo sempre i decenni, non so. Nel 73, allora, come ero un giovane democristiano, 21enne, e ebbi la fortuna di essere eletto delegato provinciale dei giovani DC di Padova. Lui è stato delegato provinciale dei giovani DC sia di Padova che regionali, tra l'altro. Vabbè, comunque una sera, un mese o due dopo, mi telefonò il suo segretario, il suo storico segretario Cristiano Zironi, e mi disse, senti Francesco, il ministro vuole conoscerti. Io ho pensato a uno scherzo, per la verità, perché dico, 21 anni, giravo in motoretta e in bicicletta, andavo a scuola, vabbè. E comunque dice, vai venerdì sera alla stazione di Padova, che lui arriva da Roma, e così lo saluti, lo accompagni fino a Piazza dei Signori, dove lui aveva l'ufficio. Non so se anche l'abitazione allora, no, l'ufficio, certo. Io, non sapendo se fosse uno scherzo o meno, comunque alle 21 di quel venerdì ero al primo binario della stazione di Padova, dandomi anche un po' del deficiente, dice ti monti la testa. Due carrozze dopo è sceso quest'uomo, me lo ricordo bene, era alto, aveva un borsone, un paltò, un cappello, era pallido, avevo ricordi buoni su questo, era pallido però anche abbastanza sereno. Mi presentai, tentai anche di prendergli la borsa perché mi sembrava che fossi più forte io, in realtà no, poi lo scoprii camminando e lo accompagnai. Lui per la strada
con molta cortesia, dandomi del lei. Adesso anche l'ultima persona, dandomi del lei, mi chiese cosa facevo, Io le ho raccontato un pochettino, poi alla fine, prima di imboccare l'ufficio di Piazza dei Signori, mi dice bravo, e questo era già un pochettino un complimento, e dice però devi studiare, devi trovarti un lavoro e poi fai anche politica. Ecco, io in quel momento non è che avessi capito molto del suo insegnamento, perché ero più impegnato a tenere il passo di quell'uomo lì che aveva un passo da alpino, ecco. Però poi, pensandoci, credo che sia stato un insegnamento, il primo insegnamento molto importante, che se venisse ripreso anche oggi non sarebbe male insegnare che la politica non è un lavoro, se no ti dà dipendenza, e la tua libertà anche sta nell'indipendenza economica. Quindi io l'ho ringraziato molto. Passa il tempo, esattamente 20 anni, 1993, sono nel salotto di vostro padre, e volevo dirgli che per la verità avevo finito gli studi e anche se avevo trovato un lavoro non facevo più politica parlata ma scritta nel senso che facevo il cronista, ma lui mi interrompe subito e dice ma senta, dice, pensa che sia utile questa intervista che gli avevo proposto. Ecco, siamo nel 1930 anni fa e sono andato a riprenderla per questo tipo di iniziativa e la mia risposta è sì, valeva la pena di fargli quell'intervista. Ecco, credo che, non vorrei dilungarmi perché poi Paolo, ci sono tanti interventi, l'ora eccetera, però vorrei che questa intervista fosse apprezzata per la freschezza dell'uomo. Quello che ho detto prima è scritto anche qui. E resta comunque una storia importante per la nostra Repubblica, perché non è un'idea retorica, magari un po' nostalgica, come abbiamo noi vecchi che pensiamo sempre che il passato era meglio, però ci sono delle cose molto importanti. Vi do solo 5 parole che ho trovato e poi lascio la parola a te. La prima, la libertà. Ecco, quella generazione ha dato contenuto alla parola libertà, perché hanno combattuto, hanno dato la democrazia e quando usavano la parola libertà non la dicevano con leggerezza e anche invitavano a votare, perché la libertà si difendeva anche nelle urne. Poi la parola etica. Guy, che proveniva da una famiglia molto ricca, ebbe la fortuna di incappare in una borsa di studio finito al liceo, una borsa di studio messa a disposizione da una famiglia, credo di Limena se non ricordo male, ecco di Limena, e una borsa di studio per andare alla Cattolica di Milano, anche nel pensionato della Cattolica, cioè di viversi dentro. Lì conobbe Dossetti, La Pira, Luzzati, Fanfani, ha avuto una grande fortuna. Ecco, e lì, ecco, quello che volevo sottolineare è lì studiò filosofia, amava molto Maritain, quindi il personalismo, era legato alla dottrina sociale della Chiesa e quell'idea di servizio per il bene comune è un'idea che rimane estremamente valida. Far politica avendo in mente la persona e il bene comune. Ecco, questo lo ritrovo in quell'intervista e ve lo sottolineo. Lui fece almeno 2 grandi, lo ricordò Ciambetti prima, il Presidente, partecipò a 2 grandi riforme, quelle vere che cambiarono il Paese. Per esempio, partecipò sia da relatore che da sottosegretario alla riforma agraria.
E qui mi limito a un solo esempio per darvi l'idea di quel periodo. Lui era, con l'onorevole Germani, sottosegretario, stavano preparando gli schemi di attuazione della riforma agraria, cioè la suddivisione di grandi poteri da dare ai contadini, con una partecipazione entusiasta, mi racconta, di De Gasperi. Va bene. Quando cominciarono a presentare questi schemi, si accorsero che in Sardegna questa suddivisione era molto limitata, cioè non dava la possibilità di autosussistenza ai contadini che venivano date queste terre, e pensarono di creare per quella regione dei criteri più ampi in maniera che potesse diventare soddisfacente. Però avevano un problema, che il ministro dell'agricoltura era Segni. Quindi il loro titolare, latifondista Sardegna, quella modifica portava dei danni economici notevoli. Ecco, con orgoglio mi ricordo, Gui concluse questa frase in questa intervista, dice: davvero democristiano. Cioè accettò, disse, rimane quel discorso di quel bene comune, eccetera. Poi non mi dilungo nella riforma universitaria, perché già la riforma della scuola media, perché ha trattato notevolmente Ciambetti, e poi credo che ne parlerà anche lui. Ecco, poi sto concludendo, una parola, l'altra importante: rappresentanza. Ecco, cioè la capacità di tenere insieme da protagonisti la politica nazionale e la politica regionale. Ecco, quella classe dirigente lì, ovviamente cominciando da Rumor, Tina Anselmi e lui, era una classe dirigente che non aveva bisogno di andare a bussare ai portoni del Palazzo di Roma. Era classe dirigente che guardava il territorio e sapeva dare al territorio rappresentanza. Un'altra parola importantissima che i figli sicuramente ricorderanno è resilienza. Lui ha conosciuto la notte della politica, ha conosciuto lo lato oscuro della politica, l'ha conosciuto, e mi riferisco al caso Lockheed. Resiliente perché lui, ed era evidente a tutti, anche agli avversari che votarono alla Camera l'8 marzo, no, più avanti, l'8 marzo parlò lui alla Camera, sapevano che lui era innocente. Addirittura l'8 marzo, quando intervenne, entrò in aula, la sua difesa è consistita nella presentazione di una copia del Gazzettino della redazione di Padova, dove il giorno in cui lo accusavano di aver incontrato un rappresentante della Lockheed, lui era al Salone di Padova a una mostra di Sartori, per cui non poteva essere in altre parti. Ecco, ricordo soltanto una cosa dall'intervista. Quando per 2 anni, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, gli chiesi: ma cosa feci quei 2 anni? Dice, mi rispose: mi dedicai al partito e alla cultura. Ecco, al partito sappiamo che ha dato moltissimo. La parola cultura mi ha un po' turbato, perché è una parola che, a leggere le cronache politiche, è quasi dimenticata, quindi il valore della cultura anche nei momenti di stanca o di una rappresentanza rappresenta sempre un alimento importante per chi fa politica. Ultimo flash, l'ultima parola si chiama finitezza, e non è dentro l'intervista, agli anni successivi. Luigi Gui è stato un uomo di potere, di politica, che ha saputo mettersi da parte, cioè ha capito il momento in cui lui da protagonista poteva collaborare o al partito o altre attività, ma certamente ha fatto un passo di lato, e questo credo che faccia grande differenza per i grandi uomini che sanno conoscere i tempi della vita. Ecco, lui ha fatto questo, questa finitezza che non c'è nell'intervista, perché ovviamente è stata negli anni successivi. Ha rappresentato, lui andava, come ne parla per esempio Tino Bedin, andava agli incontri degli anziani, parlava della resistenza,
era invitato, che interventi aveva anche l'orgoglio, però era di lato, e questo mi piace ricordarlo. Come mi piace concludere dicendo che, sperando che questo libro possa un po' rappresentare anche così la possibilità di riflessione per quanti credono che il bene comune e la politica sono dei valori, può essere un esempio e può essere anche una forza, e quindi può avere un senso anche la lettura di questo libro. Grazie. Do la parola a Paolo Giaretta. Bene, grazie. Sì, penso che sia molto importante e significativo che la presentazione di questo libro venga fatta qui, che è una delle case della democrazia, perché Gui naturalmente è fatto parte di quella generazione che la democrazia l'ha rifondata, e in tutta la sua vita politica ha avuto un'idea molto esigente della vita democratica della comunità. Quando questa intervista è stata fatta nel 1994, naturalmente la figura di Gui, anche se era uscito dalla politica attiva nel 1983, era una figura assolutamente ben conosciuta a Padova e non solo a Padova. E eravamo alla vigilia di un profondo cambiamento politico del sistema politico della nazione. Nel 1994 la famosa discesa in campo di Berlusconi e la formazione di un'alleanza inedita con la Lega e con l'Alleanza Nazionale, e quindi un cambiamento degli equilibri politici. Per questo è anche interessante, l'intervista conserva un suo interesse, una sua validità, perché sono passati quasi 30 anni da allora, tutto è profondamente cambiato, e tuttavia appunto è interessante ancora rileggere il pensiero di una personalità che aveva attraversato tutta la storia politica della seconda metà del Novecento, quella che si è chiamata la Prima Repubblica, e io preferisco chiamare, come l'ha definita lo storico Piero Scoppola, la Repubblica dei partiti, cioè una fase in cui la vita democratica era innervata dalla presenza di grandi partiti popolari, in maggioranza o in opposizione, ma comunque organizzazioni politiche di massa che contribuivano a far vivere la democrazia non solo nel palazzo ma nel paese. La sua biografia è una biografia esemplare, no? Capitano degli alpini in Russia, guida la ritirata dei suoi soldati, li riporta in Italia e incontra subito gli esponenti della resistenza padovana, di cui è componente attivo, e soprattutto già allora è guida intellettuale e politica. Non partecipa tanto alla resistenza armata quanto alla resistenza che pensava al futuro. E poi subito, giovanissimo, a 32 anni, eletto all'Assemblea Costituente nel 1946 nelle liste della Democrazia Cristiana. Ininterrottamente in Parlamento fino appunto, vedremo, al 1983. 37 anni di vita parlamentare. E qui c'è più di qualcheduno, insomma, che sa che cos'era allora la vita parlamentare, e lo potranno testimoniare i figli. Voleva dire essere a Roma e poi voleva dire essere nel collegio da giovedì sera a venerdì, e incontri ininterrotti il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì, quando si ripartiva per l'attività parlamentare a Roma. Una vita molto dura dal punto di vista dell'impegno del tempo, dell'impegno fisico, ma una vita anche che dava la grande soddisfazione di essere a contatto con i propri elettori. Quindi 37 anni di vita parlamentare, non nominato da un capo, come ahimè succede oggi. Siamo nella sede del Consiglio regionale, dove per fortuna il Consiglio regionale
i consiglieri regionali devono meritarsi e conquistarsi il voto individuale delle persone con il voto di preferenza. 37 anni di vita parlamentare guadagnati in una durissima competizione interna, perché nella Democrazia Cristiana veneta tanti erano i parlamentari eletti, ma tanti erano i candidati. E un candidato mediamente nel collegio in cui si presentava Gui, che era quello di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza, bisognava trovare almeno 40.000 cittadini che scrivevano il nome Luigi Gui o mettevano il numero, perché allora c'erano i numeri. Ecco. Quindi protagonista di dure battaglie che conquistavano il consenso. E Gui esce, l'avete detto, insomma, esce nel 1983. Viene candidato in un collegio pressoché impossibile, che era il collegio di Padova città, che nella graduatoria dei collegi della Democrazia Cristiana del Senato era tra quelli difficili. E difatti Gui aveva anche chiesto di potersi candidare alla Camera, cioè era convinto di avere ancora un consenso. Viene candidato al Senato, gli chiedono di candidarsi al Senato. E io ricordo di averlo incontrato, allora era capogruppo della Democrazia Cristiana del Comune di Padova, ricordo di averlo incontrato nello studio del sindaco di allora, che era Settimo Gottardo, e in cui Luigi Gui ci disse: io lo so che perderò, perché ho esperienza, so che questo collegio è difficile, però sento il dovere di fare questa battaglia per tutto quello che la Democrazia Cristiana mi ha dato in questi anni. E difatti, diciamo, non viene eletto più per una perdita complessiva di voti della Democrazia Cristiana che diciamo, per un risultato negativo del collegio, dove anzi si guadagna qualche cosa. E così era la vita politica. In quelle elezioni la Democrazia Cristiana, che pure ebbe una riduzione di voti, però elesse complessivamente 26 parlamentari veneti della Democrazia Cristiana. Difficile dire che non potesse esserci uno spazio ancora per Luigi Gui, che in fondo aveva 69 anni, cioè non è che fosse un anziano decrepito, molto poteva ancora dare. E per curiosità sono andato a vedermi l'elenco di questi 26 parlamentari eletti. Diciamo che quasi nessuno ha lasciato traccia, non dico nella storia, ma nella cronaca. Quindi sì, ha saputo uscire, ma è anche stato spinto fuori, diciamo la verità, non comprendendo l'importanza della qualità anche in quel momento di una personalità di questa natura. E certo Gui lo ha accettato, perché era uomo di partito e sapeva che, anche se allora non si usava il termine inurbano di rottamazione, comunque c'era la ruota della storia, diciamo, che girava. Io l'ho incontrato spesso dopo, poi quando sono diventato senatore, e lui continuava a darmi del lei e io gli dicevo: beh, senta, mi dia del tu, almeno lei. No, beh, forse ti posso dare del tu, beh, sei diventato senatore, ma allora anche tu mi devi dare del tu. E ecco, una figura ministro in 12 diversi governi, con presidenti del Consiglio, personalità del calibro di Fanfani, di Moro, di Rumor. Ministro della difesa, della sanità, degli interni, della pubblica istruzione. Chi, e ce ne sono tanti qui, hanno frequentato allora, insomma, la vita dei partiti, sapeva che questi ministeri erano ministeri che non si regalavano, erano ministeri chiave che dovevano essere affidate solo a persone di estrema fiducia del Presidente del Consiglio. Certo, anche questi ministeri erano contrattati nella logica diciamo dei pesi politici dei vari partiti e delle correnti interne della Democrazia Cristiana, ma dovevano essere affidate a persone non per caso. Ecco. Quindi lui si è conquistato
ministeri così importanti, e devo ricordare anche una parte della sua vita politica che è poco conosciuta. Lui è stato capogruppo della Democrazia Cristiana. Quando il capogruppo della Democrazia Cristiana, capite che contava molto più di un ministro. È stato capogruppo con Fanfani, che era una personalità vulcanica, no? Esplosiva, ed è molto interessante, ad esempio nel suo libro di memoria, anche a riprendere l'intervista, della sua difficoltà di far capire a Fanfani che esisteva un gruppo parlamentare che doveva dare ascolto a ciò che nei gruppi parlamentari si pensava delle linee di politica nazionale. E lui confessa che sì, io glielo dicevo a Fanfani, ma Fanfani non mi dava mai retta. Ed è interessante perché in fondo anche oggi è così, no? La primazia della dimensione del governo rispetto alla dimensione politica, la primazia del governo rispetto alle assemblee elettive. Io ho vissuto un periodo in cui consigli comunali e Parlamento, diciamo, erano ancora molto importanti. Oggi tutto è nelle mani del sindaco, tutto nelle mani del presidente della regione e moltissimo nelle mani del governo. Ecco, aggiungo solo questo, è già stato detto, insomma, se dovessi fare una sintesi della vita politica di Guy, diciamo che per come ha agito, per come l'ho anche conosciuto io, che non facevo parte della geografia interna della Democrazia Cristiana, della corrente morotea, a cui Guy aveva con grande passione aderito. Però l'ho conosciuto così, come veramente un uomo delle riforme. È stato ricordato qui la riforma della scuola media unica del 1962. Noi pensiamo, oggi la giudichiamo, ma certo, come no, come non si poteva pensare che fosse giusto così. Ma allora non si pensava che fosse giusto così, non tutti pensavano che fosse giusto così. E se andiamo a leggere gli atti parlamentari, vediamo tutte le resistenze di chi diceva che era sbagliato immaginare questa scolarizzazione di massa, che avrebbe portato a un decadimento dei processi formativi, e una parte degli insegnanti erano preoccupati che questo ampliamento degli accessi appunto dovessero comportare una difficoltà nell'insegnamento. Insomma, riforme in cui c'era la forza di una leadership, la competenza nella materia. C'è nel libro, non in questo, ma nel libro delle sue memorie che ha fatto Luigi Guy, con grande orgoglio rivendica che quando c'è un passaggio di Presidente del Consiglio viene fatta una lettera da tutti i direttori generali del Ministero della Pubblica Istruzione in cui chiedono al Presidente del Consiglio, che era Rumor, di confermarlo ministro, perché dice: non abbiamo mai conosciuto in tutta la nostra vita di dirigenti un ministro così competente e così forte nelle sue convinzioni come Luigi Guy. Poi c'è stata nel 69 una riforma che si può considerare minore, ma anche questa difficile. Viene istituita la scuola materna statale. Noi dobbiamo pensare, Guy che era un cattolico e che conosceva bene l'importanza della rete delle scuole materne non statali, ma capiva che non in tutto il paese era così e che dove il mondo cattolico non era in grado di fornire questo servizio, i bambini e le famiglie questo diritto lo dovevano esigere. E quindi anche qui fa una battaglia contro chi resisteva, contro anche ambienti clericali preoccupati di questa legge, e la vince questa battaglia. E poi c'è la battaglia per la riforma universitaria, il famoso disegno di legge 2314, per noi che allora eravamo studenti universitari, di cui si facevano infiniti dibattiti, a Padova in modo particolare.
E qui invece lui viene sconfitto, e viene sconfitto dall'opposta, diciamo, dall'opposizione, da un lato dei baroni, si chiamavano allora, insomma, chiamiamoli così, dagli ambienti più retrivi del mondo universitario, che non accettavano che con questa riforma perdessero, diciamo, il diritto di comandare nell'università, perché è una riforma anche che si apriva a forme democratiche. E dall'altro, viceversa, la parte, diciamo, che voleva un'innovazione più profonda, che riteneva insufficiente questa riforma, e quindi contribuì, queste due opposte posizioni, al fallimento della riforma. E fu un'occasione persa, perché oggi, rileggendo quello che si prevedeva allora, magari si fosse fatta quella rivoluzione, perché poi un po' per volta si è arrivati a fare meno di quello che allora prevedeva la riforma, che è la conferma che nella vita politica spesso l'eccesso di conservazione o l'eccesso di rivoluzione porta all'immobilismo e porta al bene del paese. Ecco, poi vorrei dire solo una parola e concludo. Siamo qui nella sede del Consiglio regionale. Il 1970, un anno decisivo, si dà attuazione alla previsione costituzionale della riforma delle regioni. Presidente del Consiglio è un veneto, Mariano Rumor, e bisognerebbe rileggere il discorso che lui fece al Senato per difendere questa riforma, in cui lui dice chiaramente che questa riforma ha due aspetti, due finalità. Il primo è dare attuazione al valore delle autonomie locali, questa impostazione culturale che veniva da Don Luigi Sturzo, ma secondo, dare più solide basi alla vita democratica del Paese, allargando le responsabilità di governo. Perché naturalmente la DC non è che vivesse nell'empireo, sapeva bene che la riforma regionale avrebbe significato che almeno 3 grandi regioni, l'Emilia, la Toscana e una regione più piccola come l'Umbria, certamente avrebbero portato alla guida di quelle regioni governi dominati dal Partito Comunista. Quindi si cedeva una parte del potere consapevolmente, pensando che però questo avrebbe dato più solidità alla vita democratica del Paese. Devo dire, qui ricordo un fortissimo impegno di Gui nella scadenza regionale. Fece un'associazione, si chiamava Associazione Veneta di Studi Regionali, in cui mise insieme i maggiori costituzionalisti italiani, da Benvenuti a Potocnik, per dire: nascono le regioni, dobbiamo capire cosa sono le regioni e quali riforme possono portare. E molto si impegnò nella campagna elettorale per le regionali e contribuì naturalmente a portare tra gli eletti e poi assessore alla sanità Antonio Prezioso, che certamente è stato, insomma, un po' il padre della sanità veneta. È stato anche ministro della sanità e nelle interviste spiega perché non ha fatto la riforma della sanità, a parte che è stato in un periodo abbastanza breve, ma lui dice e solleva un problema che è il problema di oggi. Non ho spinto per questa riforma perché i disegni di legge che mi presentavano i tecnici avevano un grande difetto, che assegnavano alle regioni delle competenze senza renderle responsabili nella spesa, che è il tema oggi della tenuta del sistema sanitario nazionale, il rapporto tra la responsabilità e la capacità di spesa. Però possiamo dire che poi la riforma sanitaria la fa una sua allieva, possiamo dire, politica, insomma. Tina Anselmi certamente in tutta la sua vita politica ha avuto in Gui un riferimento forte. Ecco, concludo per dire, insomma, nella sua vita alla fine cosa emerge da questa biografia, cosa emerge da questa intervista? La stretta connessione tra rappresentanza politica e società. Cioè Gui è stato un
politico, che la sua forza l'ha avuta naturalmente dal ruolo che aveva svolto dalla Democrazia Cristiana, dal potere che ha esercitato, perché è stato un uomo che il potere lo ha usato, ma l'ha usato bene. Io posso farvi l'esempio: a Padova nominò presidente della Camera di Commercio Mario Volpato, che era un professore universitario. La tradizione era quella di chiedere le categorie economiche e di ricavare, diciamo, un po' di clientela, tra virgolette. Nomina un professore universitario che non c'entrava niente col mondo dell'economia, certamente non gli portava voti, ma è stato un grandissimo presidente della Camera di Commercio che, con la realizzazione della CERVED e dell'Interporto, ha cambiato il sistema dell'informatica nazionale e il sistema della logistica nazionale. E sempre ha avuto questa idea di un legame con l'organizzazione sociale. È stato in giovanissima età presidente della Coldiretti e poi ha sempre coltivato la presenza della Coldiretti, quindi il mondo agricolo. È stato per tanti anni, voi figli lo ricordate, presidente dell'Associazione Combattenti e Reduci, che era una struttura sociale molto importante. Nel tempo naturalmente è andata perdendo importanza, ma in quegli anni era importante, e naturalmente un rapporto strettissimo con il mondo cattolico. Attenzione, sì, il mondo cattolico garantiva un bacino di voti che comunque bisognava meritarsi, non è che erano gratis, bisognava meritarsi. Ma anche per Gui è stato certamente un motivo di esigente ispirazione ideale. E questo bisogna tenere conto nella figura di Gui, che è stato un uomo capace di scelte laiche, non di tipo clericale, diciamo, ha fatto delle battaglie anche contro le chiusure che a volte c'era nel mondo cattolico, è stato tra i protagonisti con Aldo Moro dell'apertura a sinistra nel 1963, che richiedeva, diciamo, un certo coraggio politico, però ha avuto sempre questa ispirazione che l'ha guidato nei momenti difficili, e penso anche nelle giornate difficili che nella vita politica capitano. La vicenda della Lockheed, naturalmente, in cui viene accusato del tutto innocente di una vicenda in cui non aveva alcuna responsabilità, per la quale ci è voluto di attendere il responso della giustizia che lo dichiarasse del tutto innocente. Sono momenti difficili per un politico, sono momenti che servono anche perché in quel momento gli amici falsi si allontanano e restano gli amici veri. Io ricordo ho un ricordo anche personale, perché lo cito qui nel libro. Noi che non eravamo proprio della sua corrente, quindi diciamo non avevamo avuto vantaggi in qualche misura, no? Però con un gruppo di giovani democristiani lo andammo a trovare di ritorno da uno dei viaggi da Roma per portargli la nostra solidarietà. E devo dire che mi sembra che lui, insomma, si sia un po' commosso di questa visita, e però ci disse: guardate, vi ringrazio, vi auguro il meglio per il vostro futuro, continuate nell'impegno politico, ricordatevi però una cosa: non attendetevi mai la riconoscenza, che è una grande lezione, no? Perché naturalmente, certo, la riconoscenza della gente semplice c'è sempre, ma voleva dire non attendetevi la riconoscenza di quelli a cui avete magari dato e che hanno preso, ma poi si dimenticano di aver preso. Quindi è stato per me un grande politico, un uomo di rilievo nazionale. Questa intervista di assoluta attualità aiuta a ricordarlo, aiuta a capire anche cos'è stata, perché insomma il nostro paese si è rimesso in piedi dopo la disgrazia della guerra del fascismo e ha attraversato tanti anni comunque difendendo una ricca vita democratica, con uomini come Luigi Gui. Racconta un
piccolissimo episodio in quell'intervista. Una sera suona il telefono nella sua casa a Roma e dice: sono Aldo Moro, sono qui con Fanfani, con Mintore, e stiamo pensando a te come ministro degli interni. E lui risponde: ma sono all'altezza? Ma sono all'altezza? Dice, noi pensiamo di sì. Allora fate voi. Commento finale suo: allora non si chiedevano i posti, si venivano offerti. Passo la parola ai due fratelli con una piccola battuta che è ancora dentro l'intervista. Il dopo Lockheed. Come riuscì a superare quel momento? Sì, certo, con il partito, con la cultura, ma grazie al sostegno della mia famiglia, dice. Ecco, com'è andata e che tipo di esperienza e che ricordo avete di vostro padre? Intanto un saluto e un ringraziamento a chi ha organizzato, al Consiglio regionale e a tutti i partecipanti. Sì, a me Francesco Cassandro ha affidato il ruolo di rappresentante della famiglia. Noi siamo 3 fratelli, io sono l'unico che vive a Padova, perché siccome quella volta per andare a Roma ci volevano 7 ore di treno, è stato necessario che la famiglia, dati gli impegni parlamentari di nostro padre, andasse a vivere a Roma. E come è stato ricordato, però tutti i fine settimana, belli lunghetti, diciamo dal venerdì magari fino al lunedì, veniva a Padova e andava avanti e indietro. Io fui l'unico che per varie circostanze, al momento di studiare all'università, trovai l'opportunità di venire a Padova e qui restai. E in questa circostanza, diciamo, di questo contesto, su sollecitazione di Francesco Cassandro, ovviamente ho molto incoraggiato e poi mi sono preso il ruolo di smistare le responsabilità. Infatti chi vedrà nel libro la parte così di ricordo familiare l'ha svolta il nostro fratello più grande, Daniele, è lui che li porta anche degli elementi della vita familiare, insomma, di questo padre ovviamente molto impegnato, che però doveva trovare dei piccoli spazi, ecco, per noi figli, anche di una difficile posizione che ha avuto lui, neo iscritto all'università a Roma, quando c'erano le occupazioni, c'era un grande movimento di contestazione, eccetera, da figlio del ministro della pubblica istruzione. Io me la scapolai, nel senso che quando, essendo più giovane, ormai era passato a quell'impegno politico di mio padre. Ecco, e tante cose le troverete in questa testimonianza che ha fatto mio fratello Daniele. Invece, per quanto riguarda oggi, vedete, era previsto che parlassi da solo, ma io ho detto dai, andiamo in 2, uno sa leggere, uno sa scrivere, ci dividiamo i compiti. Per questo io devo parlare molto poco, ecco, solamente dire che sono contento di fare questa parte. Devo dire che, lo immaginate, è difficile essere figli di una persona importante, perché sarà agli altri a dire quello che ha fatto e che non ha fatto. Adesso è passato abbastanza tempo che anch'io mi sento anche più libero di riconoscere, anche di dare testimonianza ai valori, alle cose preziose che mio padre ha fatto, dicendo veramente, riconoscendo come lui, anche per suo merito, per sua capacità, e anche di tutto questo mondo da cui lui è venuto fuori, un mondo che gli ha permesso di appunto passare da ragazzotto di una famiglia, diciamo, di un ceto medio-basso, a poter avere delle responsabilità così grandi. Ecco, io, dati anche i tempi, non dirò molto, forse mi è stato chiesto solo per la questione della Lockheed. Ecco, io lì, vivendo a quei tempi a Trieste, con mia moglie che è qui presente e con il nostro primo figlio, abbiamo potuto passare gli ultimi tempi prima della sentenza finale di nostro padre a Roma, quindi proprio in casa, ecco, e lì veramente ho visto che, insomma, la serenità e la diciamo anche forza d'animo con cui ha passato questo periodo, e devo dire non l'ho mai sentito imprecare contro nessuno di quelli che, appunto, come è stato descritto, magari lo hanno fatto inutilmente soffrire o magari lo dimenticavano o lo ignoravano. Mi fermo per motivi di tempo e lascio a Francesco, che ha un curriculum diverso, essendo uno storico, di dire diciamo, magari qualcosa di più nei tempi che
ci sono consentiti, magari quanti. Non preoccupatevi, non sarò molto lungo. Sono invece molto commosso da questo incontro e che voi siete qui ad ascoltare questi interventi sulla figura di nostro padre. Noi siamo nel ruolo di figli, anche se siamo già nonni, quindi insomma c'è anche un certo discorrere del tempo. Ecco. Chiaramente di cose ne potrei dire molte. Vorrei sintetizzare due cose, poi se ho un pochino di tempo posso aggiungere. L'impegno di mio padre è sempre stato molto, appunto, si è detto, dei partiti e l'impegno per la società e anche la convinzione che il quadro europeo fosse fondamentale per il progresso di questo paese. Beh, in effetti da questo punto di vista il venir meno di questo ha portato il potere, l'aveva detto anche Marx all'epoca, ma insomma ormai c'è una concentrazione di potere al di fuori addirittura del livello europeo, per il quale sono cadute le possibilità stesse di fare quelle politiche di carattere sociale, di far sì che i partiti avessero un ruolo per intervenire nella società e non siano un po' in funzione di forze economiche che ormai sono anche più grandi dei paesi stessi. Ecco. E da questo punto di vista, anche nella situazione attuale, mi pare il fatto che l'Europa non si sia abbastanza formata fino adesso ci fa penare parecchio, sia nella questione dell'Ucraina e sia perché non siamo in grado di controllare questi processi. Ecco. Quindi devo riconoscere che insomma, questa preveggenza è stata molto forte. Ecco. E una preveggenza molto etica sicuramente, e da questo punto di vista, se posso aggiungere qualche considerazione anche familiare, è stato anche sottolineato, mio nonno si chiamava Corinto, non è che si chiamava, non so, c'è un mio amico che si chiama Antonio Maria, una cosa di questo genere. Cioè la famiglia proletaria da cui derivava mio padre si era formata sulle tradizioni laico-socialiste ottocentesche, insomma, e tutti i figli, Agrippina, Dosolina, si chiamavano tutti così. Ecco, il nonno Corinto, però, che oltretutto parlava benissimo, eccetera, che era tipografo, aveva invece fatto la scelta appunto di avvicinarsi alla fede cattolica, all'ambiente cattolico, perché tutto sommato gli dava più sicurezza anche da vari punti di vista rispetto agli ondeggiamenti, insomma, vissuti precedentemente. Lo stesso Benito era stato socialista, poi aveva fatto dei salti, eccetera, quindi c'era una sicurezza che veniva offerta dalla Chiesa, e questo è stata obiettivamente un'altra cosa che è stata molto forte e molto percepita nella persona di mio padre. Certo, la società che è venuta fuori dopo non è stata così etica come si sarebbe atteso, come lui avrebbe atteso. È stato giustamente osservato che magari qualcuno anche nella DC, visto che il processo portava in un'altra direzione, state un po' più attenti ai soldi e meno a questi fattori che sono un po' in decadenza. Però da questo punto di vista fatemi dire una cosa. Oggi ci troviamo in una società in cui siamo a un tasso di natalità bassissimo. Beh, allora forse qualche valore un po' più etico e un po' più tradizionale legato alla società forse ci avrebbe salvato. Cioè abbiamo avuto tutto, ci siamo concessi tutto, poi l'unico particolare che stiamo scomparendo, come ha detto anche Elon Musk recentemente, al mondo. Beh, ecco, forse converrà stare un po' più attenti, ecco. E anche da questo punto di vista devo dire che è stato molto rigoroso sotto questo profilo. Poi ovviamente, scusate, vi ringrazio ancora di questo, mi fa anche piacere che anche la Camera recentemente ha pubblicato tutti gli atti parlamentari di papà, grazie alla biblioteca della Camera, e anche la LUMSA, l'università, appunto ci ha autorizzato, ci ha fatto fare un convegno recentemente dedicato appunto alla questione della scuola e dell'università, e effettivamente sono state delle cose di rilievo.
Nello stesso tempo anche mio padre era consapevole che poi non è che si potesse esagerare nel senso opposto, cioè tutti fino all'università uguali, eccetera, eccetera. Quindi ci sono stati anche delle difficoltà di comprensione. È stato citato anche Tristano Codignola, effettivamente insomma qualche anche diverbio, chiamiamolo così, c'è stato. Però effettivamente si trattava di controllare dei processi che da una parte devono essere di estensione della cultura, ma nel mantenere anche la specializzazione. E anche da questo punto di vista ho visto negli atti parlamentari quanto mio padre ci tenesse a dire: guardate, non è che il lavoro è di categoria B rispetto ad altre attività. Ecco, dobbiamo essere consapevoli di quanto siano importanti l'una e l'altra cosa, anche ai fini dello sviluppo e del mantenimento della forza dell'industria italiana, non soltanto diciamo della scienza astratta, eccetera. Ecco, in questi percorsi scusate, ho la voce un po' così, troviamo insomma molte, no ma non è tanto questo, troviamo molte vicende, eccetera, che ci possono illuminare. Fatemi dire un'ultima cosa perché non voglio far perdere tempo. L'ho già detta a Padova quando abbiamo fatto un convegno qualche tempo fa, no ma non tanto ho finito, sulla questione appunto, purtroppo si parla sempre di questa Lockheed e alla fine è meglio parlare di tutte le altre cose, eccetera, perché mi è capitato di trovare nei documenti americani che Assange aveva pubblicato di sfuggita alcune relazioni Wikileaks, relazioni di diplomatici americani che raccontavano queste cose. E uno diceva: ma qui a Padova tutti dicono non c'ha ville, non ha automobiloni, noi non ci crediamo che lui abbia avuto questi problemi. E anche un'altra relazione diceva: ma lui ha una fama di impeccabilità, scriveva l'americano. Ecco, per cui effettivamente è stata proprio una cosa, insomma, un atto politico che Moro a suo tempo mostrò molto chiaramente. Effettivamente è vero che si trattava, insomma, era una ragione politica per l'esperienza che ha avuto, e quindi è importante ritornare un po' su tutto il resto, perché effettivamente è molto significativo e importante. Grazie, scusate la voce. E voglio solo aggiungere un tratto che è bene ricordare: questa dimensione europea di Gui, l'idea che l'Europa fosse il punto d'arrivo diciamo di una vita democratica piena. Quando sono stato segretario generale della delegazione italiana al Consiglio d'Europa ho avuto modo di trovare tracce di Luigi Gui, perché lui era molto amico di Umberto Campagnolo, che è una persona che noi non conosciamo più, ma che ha avuto un ruolo importantissimo nella costruzione di una dimensione europea della politica e nella creazione anche proprio del Consiglio d'Europa, delle sue competenze. E Gui, ho trovato le tracce di Gui lì, ecco, quindi per dire insomma la dimensione della persona. Ecco, concludiamo, ringrazio la vostra pazienza. Ricordo che ha citato documenti americani, Giorgio Bocca nel suo libro Carte false scrisse contro i giornalisti che scrissero contro Gui, difendendolo, e altri dopo. E vorrei concludere con un'immagine dei fratelli, anzi di Daniele che non c'è. Un'immagine che mi ha molto colpito, intanto la sua testimonianza non è una testimonianza in ginocchio, una testimonianza molto, non diciamo critica, ma certamente. Ecco, c'è un bambino che si chiamava Daniele e che al venerdì spesso accompagnava suo papà a Ciampino, il quale qualche volta prendeva l'aereo e lui lo salutava e diceva: quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel sedile insieme con papà che veniva a Padova. Ecco, dà anche una grandissima dimensione umana di questa famiglia, che ringrazio anche per la loro partecipazione oggi, come ringrazio voi per la pazienza. Grazie e buona giornata.